Ecco la formazione della squadra di casa. Hanno scelto il 4-4-2 con il rombo a centrocampo, con un centrocampista schierato dietro le due punte e un altro a protezione della difesa. È l'11 della squadra ospite. Ecco il 4-3-3, cercheranno di sviluppare il gioco ovviamente anche sugli esterni offensivi. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Maxi Lopez, buona la parata impresa da parte del portiere. C'è grande pressione su di lui. C'è il vantaggio. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. E l'arbitro estrae già il cartellino rosso e cambia forza questa partita. L'arbitro non ha sentito ragioni. Ma prende nettamente le gambe dell'avversario, non il pallone. L'arbitro non poteva fare... Occhio alle sovrapposizioni. Ecco il tiro, palo, occasione importante questa. Quagliarella. Rinaudo, parata straordinaria, come un gol. Cerca i compagni e c'è la traversa. Il portiere in presa sicura. L'arbitro dice che può bastare 0-0 alla fine del primo tempo. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. La risposta del portiere sul colpo di testa. Quagliarella. Maxi Lopez. Nulla di fatto, ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante. Occhio al tiro, grande intervento del portiere. Attenzione, grande intervento del portiere. Valiani. Non riesce a fermare l'attaccante. Arbitro che chiude la gara proprio in questo momento. Una partita equilibrata, intensa, che è finita, direi, giustamente in parità.